Un vastissimo giro di usura che ha coinvolto decine di imprenditori e commercianti della provincia di Palermo e Trapani. La Guardia di Finanza, su richiesta della Procura della Repubblica, in queste ore ha portato a termine l'operazione iniziata circa un anno fa, chiamata Il Monaco, dal nome di uno dei due responsabili arrestati, che erano a capo di un'organizzazione che concedeva numerosi ed ingenti prestiti a tassi di interesse esorbitanti, tra il 120 e il 300% annuo. Fondamentali si sono rivelate le denunce presentate da due imprenditori ormai stremati dalle continue richieste di denaro da parte di uno degli indagati. Tra le vittime piccoli artigiani e commercianti, ma anche casalinghi e pensionati, tutti cittadini a cui il credito legale aveva ormai chiuso le porte e la crisi economica che attanaglia anche il capoluogo siciliano ha posto di fronte ai drammatici problemi conseguenti a un crescente indebitamento, come confermano le recenti statistiche che classificano la Sicilia tra le maggiori regioni a rischio usura. Ingente il patrimonio accumulato negli anni con i proventi dell'usura, sequestrato agli indagati contestualmente al loro arresto, conti correnti, libretti di risparmio, quote di fondi comuni di investimento, titoli di Stato, quote societarie e 60 immobili tra appartamenti, ville, garage, locali, commerciali dislocati tra Palermo e Balestrate, nonché un prestigioso appartamento a Milano per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. A nulla è servito l'espediente di uno degli indagati di disfarsi formalmente dell'immenso patrimonio personale, trasferendolo cartolarmente ai figli. Infatti le indagini economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle hanno dimostrato come l'unica fonte di ricchezza che aveva permesso di realizzare tutti gli investimenti patrimoniali fosse di fatto costituita esclusivamente dalla redditizia attività usuraia. Ufficialmente uno degli arrestati negli ultimi 20 anni aveva dichiarato redditi ai limiti della sussistenza e persino perdite derivanti da un'attività di commercio di ceramiche, risultata poi essere inattiva da diversi anni. Gli investigatori hanno seguito gli arrestati per mesi, monitorando i loro spostamenti e i loro quotidiani contatti con le numerose vittime. Gli investigatori hanno seguito gli arrestati per mesi, monitorando i loro spostamenti e i loro quotidiani contatti con le numerose vittime, nonché esaminando la notevole mole di documentazione che ha permesso di ricostruire il vorticoso giro di affari riguardante l'attività usuraia ed individuare tutte le disponibilità finanziarie illecitamente accumulate.